Sono appena arrivato qui a Forni di Sopra, nella Carnia. Il ricordo va al 2010 in realtà, quando arrivai per la prima volta in Friuli con un mio concerto insieme al maestro Walter Sivilotti. Il concerto era insieme a un gruppo di musicisti appena diplomati al conservatorio e venne messo in scena a Talmassons. E fu allora che scoprì questa regione meravigliosa. 3 anni dopo, con Magazzino 18, prodotto proprio dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, cominciai a girare per tutto il Friuli, grazie al circuito teatrale ERT. E questo mi ha permesso di scoprire questa regione meravigliosa in tutti i suoi angoli più nascosti, nelle città più importanti ovviamente. Una regione che mi ha adottato, se così si può dire, da romano, a tal punto che poi ho scritto uno spettacolo vero e proprio dedicato a una parte della memoria di questa regione molto toccante, a una ferita che è rimasta nella memoria di tutti i friulani, che è l'Orcolat, il terremoto. E questo spettacolo è stato accolto con grande favore da parte del pubblico dei friulani. La prima fu nel Duomo di Gemona, una esperienza che ha toccato i cuori di tutti, me per primo, e mi ha permesso di entrare ancora di più, diciamo, nell'umanità e nell'emotività dei friulani. Lo spettacolo che porto in scena ormai dal 2013, che è Magazzino 18, che poi si è trasformato in Esodo, è uno spettacolo che ha a che vedere molto col Friuli, perché racconta dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati che nel dopoguerra furono costretti a lasciare la propria terra, l'Istria, e si riversarono un po' in tutta l'Italia, ma soprattutto nella regione del Friuli. E quindi è uno spettacolo che parla di confini, è uno spettacolo che parla di malinconia, di dolore, ma anche di speranza, di resurrezione. È uno spettacolo a cui sono molto legato, un po' il mio cavallo di battaglia, e sono contentissimo che dopo tanti anni continua a emozionare e a far riflettere il pubblico del circuito friulano, ma quello in generale italiano.